Allora, è difficile aggiungere delle parole migliori delle ultime che sono state fatte, no? Che cosa ci portiamo a casa, che cosa abbiamo voluto dire con questo convegno. Al solito si dice tre, ne dico tre. La prima è che con l'aiuto dei nostri relatori abbiamo smontato le indicazioni. Abbiamo smontato le indicazioni per poterle guardare da vicino, come si faceva, come facevo io da bambino con la bicicletta quando finiva la scuola, e si possono ricolorare, si possono rimontare, si possono cambiare dei pezzi, si possono aggiungere dei pezzi. Questo rimontaggio, diciamo così, ci restituisce, diciamo, un po' di creatività, un po' di speranza nel futuro, un po' di collaborazione con i colleghi, anche forse un po' di minore timore di questa mazzata che è un anno che ci lavoriamo, diciamo così, è un anno veramente pesante. Insomma, noi pensiamo che questo, come altri convegni in cui ci si ritrova, ci si sente un po' meno soli, come quando si è a scuola, a volte si è soli, e possiamo pensare a una scuola resiliente, cioè c'è questa spada di Damocle, chiamiamola così, che è esistente perché anche le indicazioni per i licei e le riforme per gli istituti tecnici sono pesanti e pedanti, diciamo così. E quindi dobbiamo un po' trovare la resistenza adatta per non soccombere. Però guardate, venendo qui ho fatto i conti, 40 anni di scuola, senza contare quando ero studente di scolaro, sono cambiati tanti ministeri, però il movimento di cooperazione educativa, io stesso, diciamo, siamo andati avanti, quindi anche Val di Dara passerà, Secondo punto, un rischio invece di cui non abbiamo parlato e che invece è molto presente nel movimento di cooperazione educativa, è un rischio strisciante, un serpente velenoso, si chiamano libri di testo. I libri di testo, diciamo così, danno forma e sostanza alla scuola dei pigri, alla scuola di chi acconsente senza guardare in faccia la realtà. I libri di testo che stanno preparando gli imprenditori e gli editori dopo gli accordi con il Ministero sono bruttissimi, sono pieni, ma non degli eroi come ci diceva Antonio Brusa, tipo Alessandro Magno, sono del tipo Enea si è fermato in Italia perché era un bel paese, cioè qui siamo alla narrazione spinta che va a finire fino alla vedetta lombarda, no, però non si dice mai, per esempio, dagli Appennini alle Ande, quando gli emigranti eravamo noi che andavano in Brasile, il libro cuore. No? Come ci ricordava prima Giancarlo Caminato, si dimenticano tutte le cose, chiamiamole, in cui gli italiani non possono dire di essere stati brava gente. No? A me che lavoriamo con un ragazzo di Addis Abeba, Yekatit, sapete che cos'è Yekatit? È la distruzione di Addis Abeba di migliaia di persone del generale Graziani. Lui il giorno di Yekatit fa festa per ricordare la resistenza degli etiopici contro gli italiani. Io ho fatto l'insegnante di storia, prima alla scuola primaria e poi alla scuola secondaria, e non ho mai spiegato Yekatit, diciamo. Quindi stiamo attenti ai libri di testo, guardiamoli, siamo consapevoli, soprattutto se possiamo, rifiutiamoli, adottiamo le biblioteche alternative. Questa legge è ancora vigente, l'adozione alternativa al libro di testo, che combina due cose. La prima è che
le scuole si arricchiscano di queste biblioteche e di una pluralità di fonti. E la seconda, che si rinuncia per sempre all'idea che esista un testo unico per raccontare le cose, perché quello è un rischio antidemocratico. La terza cosa è stata accennata all'inizio, la terza cosa che ci portiamo a casa, dicevo, una scuola resistente. La scuola in questo momento è circondata dalla guerra, è circondata da processi di militarizzazione. La scuola in questo momento subisce propaganda e manipolazione giornaliera con interventi di militari, con partecipazione alle fiere, insomma ci stanno preparando forse a un servizio militare nuovo, sicuramente a un riarmo, come diceva Brusa all'inizio, ci stanno preparando a qualche cosa che ci deve mettere in avviso. Che deve fare la scuola? La scuola, ecco, usando una bella parola che ho sentito domenica a un convegno a Verona, deve aiutare a disarmare le menti. A disarmare le menti vuol dire a non pensare con categorie amico-nemico. Deve abituare a pensare che siamo persone, siamo umani, siamo vari di genere e siamo vari di cultura, siamo vari di religione, siamo vari di abbigliamento e di stili alimentari. Ecco, io penso che disarmare le menti sia il compito della scuola di quest'anno che c'era. Quindi considero questo convegno, diciamo così, una ripartenza, non finisce la scuola ma noi ripartiamo e ripartiamo con le parole, chiamiamole senza dire d'ordine, con le parole migliori che sono uscite. Una scuola aperta al mondo, diceva Antonio Giacobbi in apertura, che è il testo sul quale tutte queste associazioni che formano il forum e quelle che aderiscono al tavolo nazionale, 23-25 associazioni che non vengono mai ascoltate, sentiamo dal Ministero, però diciamo aperta al mondo vuol dire aprire le finestre. Già le nostre classi sono piene di mondo, ma si vogliono nascondere in qualche maniera. Aperte al mondo e aperte al futuro, perché noi facciamo gli educatori e le educatrici e non si può fare questo mestiere senza speranza di futuro. Noi non possiamo solo trasmettere quello che c'è stato, ma dobbiamo aiutare a reinventare il mondo, anche pensando che domani a Gaza i palestinesi saranno liberi. Anche questo rovesciamento delle parti ci può aiutare ad andare avanti. Noi non dobbiamo pensare, per esempio, c'era a questo momento c'era Philippe Meunier parlava dell'adozione, dell'intelligenza artificiale e ha detto queste parole: quando noi che siamo circondati da macchine riusciremo a desiderare soltanto quello che la macchina ci può dare, e per macchina intendeva il frigorifero, l'automobile eccetera, noi ci stiamo già adattando a un presente subordinato. Noi dobbiamo desiderare qualche cosa che la macchina, la tecnologia non ci ha ancora dato, non ci può dare. Questo è quello che dobbiamo fare con i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze. Quindi buona fine anno, buone vacanze e buona ripartenza.